Sono gravi le affermazioni di Boff. Beh, sono gravissime, bisogna che tutto il mondo della politica prenda distanze da affermazioni di questo tipo, è una deriva autoritaria veramente senza senso. Penso che si debba scusare pubblicamente e capire la gravità enorme delle frasi che ha pronunciato. Cosa pensa delle affermazioni di Boff? Che sono irricevibili e sono drammaticamente irricevibili. Perché l'ha detto secondo lei? Ma perché all'interno di Futuro Nazionale c'è la gara a chi è più cattivo. Insomma, Boff io me lo ricordo, non che faceva mai anche un gatto, no? Adesso improvvisamente è diventato l'uomo, no? Della paura. C'è la gara a chi la spara più grossa, a chi è più cattivo. C'è questa cosa qua per avere un posto al sole. È stata un'uscita sicuramente fuori luogo, una sparata, come ne abbiamo viste tante negli ultimi periodi. Ovviamente si cerca il consenso a tutti i costi perché fra un anno ci sono le politiche, però ecco, dobbiamo tornare tutti con i piedi per terra. Sicuramente è bene ricordarlo, quei manifestanti sono dei manifestanti che in passato si sono dimostrati aggressivi, violenti, anche e soprattutto nei confronti delle forze dell'ordine. Mio padre, come sapete, è un poliziotto, mi ha sempre insegnato il senso dello Stato e soprattutto che le forze dell'ordine non sono dei giustizieri, ma appunto difendono lo Stato e rappresentano lo Stato con la divisa. Quindi a giudicare sono i giudici. Noi siamo distanti da qualsiasi tipo di violenza nelle manifestazioni e siamo distanti anche ovviamente a chi usa violenza verbale per esagerare nelle cose. C'è un problema in questa ricerca di un populismo di destra sempre più esasperato. Penso che sia veramente pericoloso e grave perché si soffia, si mette benzina su dei problemi reali che ci sono, invece che cercare insieme di trovare soluzioni si fomenta una guerra di uni contro gli altri. Nel centro-destra c'è un serio problema di deriva populista verso destra. Sarebbe un errore drammatico perché noi non dobbiamo rincorrere nessuno, perché la nostra storia, la nostra esperienza, i nostri amministratori, quel simbolo che ci rappresenta, non hanno bisogno di rincorrere nessuno.